Rieccoci per Siete Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, vi ricordo come di consueto siamo in diretta sulla pagina Facebook, ospite il sindaco di Padova, la prima volta per quanto riguarda quest'anno, il titolo della missione dell'anno del volontariato, tra poco ne parleremo perché tra poco arriverà anche il Presidente della Repubblica a visitare, non a visitare la nostra città, verrà proprio per l'anno del volontariato e ne parleremo tra poco. Però ritorniamo alla scaletta, è nato un po' di confusione lì sullo sgombero in via Cornaro lì. È nato un pochettino di... ma sono cose, episodi che poi... Lei ha preso, però si sapeva prima, cioè è possibile che gli assessori non sapevano? No, è stato, io l'ho detto anche in consiglio settimana scorsa. Ma quando mi hanno avvisato che il frontone dell'ex Foro Boaria era in pericolo, era pericoloso sotto tutti gli aspetti, io nella mia autonomia, nella mia decisione, ho deciso in maniera autonoma, che sia chiaro, non ho parlato con nessuno, di sgomberarlo. Che poi sia stato che sia sbagliata, che si poteva fare... No, c'erano i tempi che non combaciavano nel suo ragionamento e su quello poi che ho sentito. Come... No, dicono se il sindaco per via di avere il permesso perché deve avvisare la prefettura e via discorrendo uno sgombero, c'è voluto un tempo tecnico che molto probabilmente il sindaco aveva avvisato nel palazzo, nel comune, si sapeva questa cosa, no? Perché non lo sapeva nessuno. No, non lo sapeva nessuno, assolutamente, non era un argomento di giunta, non era assolutamente, sono responsabile di queste cose, se per caso succede qualcosa è colpa mia, tanto per essere chiari, certo. Perché i funzionari mi avevano detto in maniera chiara è a rischio crollo, è a rischio incendio, non è che io agisco in funzione di qualche altro argomento, rischio crollo, rischio incendio, salute pubblica, io può essere che abbia sbagliato, non avendo, come ho detto prima, passato politico, non pensavo succedessero tutti questi problemi, per cui non avevo la minima idea di quello. L'ha fatto ingenuamente, insomma. Non ingenuamente, l'ho fatto solo come senso di responsabilità, certo, ma però, che sia chiaro. Ingenuamente nei confronti della parte che sta con lei, insomma, di Lorenzoni, tanto per capirci. Ma no, di Lorenzoni non c'entra niente, del volontariato, perché c'erano organizzazioni di volontariato che lavoravano all'interno. Sapevo, non conoscevo bene le cose, io ho deciso nella mia autonomia, punto, me ne sono preso la mia responsabilità, poteva essere fatto meglio, sì, potrò altre formule, sì, tutto quello, però non vedo problemi. Nel contempo adesso stiamo verificando come risolvere il problema con le organizzazioni, dove metterle provvisoriamente, come sistemare, anche quello è protetto dalla sovrintendenza, c'è un progetto dell'assessore Colasio, un progetto, tutti i progetti devono essere portati a buon fine, sono 2 anni che ci lavora, non è detto che va a buon fine, bisogna ragionare con tutti quanti. Mi faccia una domanda curiosa perché la conosco bene e qui mi piace fargliela questa domanda qui. Succede questo piccolo incidente, definiamolo, con la parte che governa con lei, viene il giorno dopo un po' c'è qualche dimostranza da parte del gruppo di Lorenzoni. Non è il gruppo di Lorenzoni. Va bene, però Lorenzoni un attimino ha detto ma io non sapevo, dovevo essere avvisato. È vero. No, termino la domanda. Poi viene intervistato lei e dai colleghi e lei ha detto all'intervista tutto a posto, nessun problema. Ecco, volevo soffermarmi su questo, ha sistemato rapidamente tutto, voglio dire. Sto facendo un complimento in questo senso. Non avevo nessun problema. Ha sistemato tutto in 2-2-4, insomma. Sì, è stato sistemato, non c'è problema. No. Ma ripeto, lo dico sempre, posso sbagliare. Certo che sbaglio, non c'è problema. Ma solo io pensando, questo mi crolla. C'è gente dentro, non c'era nessuno, quando c'è stato lo sgombero non c'era nessuna persona, era vuoto. Pensando, rischio incendio, crollo, c'è gente dentro. Supponiamo il rovescio, supponiamo che crollava
E chi era la responsabilità? Era mia. Signor Sindaco, se la mette sotto questo punto di vista ha perfettamente Punto. ragione, Punto. però lei la sta stradando come vuole lei. Se la mette che Io accade faccio- tutto, è ovvio che ha fatto benissimo. Io non sto parlando di questo, parlando in questa è la termini, realtà dei fatti. in termini di rapporti con il socio che stiamo vedendo in questo momento. Se era stato Non è un discusso, socio, è vice sindaco. vice sindaco, sì, parlo Ma socio, guardate che non è, socio no, nel guardate, senso- guardate che non è un amministratore. problema di Arturo o di qualcuno, è un problema di persone, volontariato, che lavoravano all'interno. Tutto qua. Io le stavo facendo un complimento a lei, le stavo facendo un complimento perché nonostante questo che è nato, lei il giorno dopo è riuscito, ha capito, le stavo facendo un complimento che lei come sindaco riesce a far vivere tante anime, riesce anche se come dice lei magari in parte è sbagliato, però è riuscito a sistemare tutto Come il giorno modalità, dopo. come modalità. Posso aver sbagliato, Come infatti modalità, io no. incontrerò i ragazzi, Ma troverò una situazione certo, provvisoria. ma come modalità le spiego, lei, io riprendo le sue parole, dice posso anche aver sbagliato, dice sì. Allora, però dico, lei è bravissimo perché il giorno dopo è riuscito a sistemare tutto. Io avevo solo la preoccupazione, è un complimento. grazie, avevo solo la preoccupazione del pubblico, dell'interesse nell'incomunità delle persone, punto. Certe cose non sapevo, ma potevo gestire in un'altra maniera, è vero, per carità. Perfetto, no, era su. No, un problema. Se mi dicevano che intervista farà il sindaco, me lo dicevano prima, magari riuscivo a intuire. La responsabilità di quello che succede a Padova è sempre mia, non c'è ombra di dubbio. E com'è l'aria adesso, proprio visto che lei è responsabile anche di quello? Questo è un problema di tutta la pianura padana, non solo di Padova, come qualità dell'aria. Se non sbaglio domenica chiude Milano per qualità dell'aria, pensa Milano, chiude il traffico completamente. Ma secondo lei, al di là di dare la percezione che questa presa di posizione di chiudere il traffico aiuti a sistemare le cose, crede che sia quello davvero il problema? No, però spiego un attimo. O è per salvarsi, i sindaci lo fanno, non lei in generale, i sindaci lo fanno tutti, un po' tutti per salvarsi, certo. Perché se spengono il riscaldamento già ne prenderemo molto di più, cioè voglio dire, davvero aiuta a fermare il traffico. Nella pianura padana abbiamo una cappa e non abbiamo vento, per cui l'aria è immobile. Se noi, parlando con l'ARPA, in questi ultimi 7-8 anni, la qualità dell'aria è migliorata tantissimo. Negli ultimi anni, però per ognuno di noi oggi l'aria è un problema perché vuol dire qualità di vita, qualità per i bambini, per gli anziani e via dicendo. A Padova non è eccezionale assolutamente, ma è come Vicenza, come Treviso, come Milano, come tutta quanta, purtroppo questo è il problema. Noi ogni anno miglioriamo di pochino, ogni anno un pochino, non è mai sufficiente però, non è mai sufficiente. Se piove molto siamo fortunati perché si abbassa il PM10, se investiamo nei trasporti pubblici, se facciamo tante cose. Però essendo ogni sindaco, essendo responsabile della salute pubblica, perché ogni sindaco è responsabile della salute pubblica, non della sicurezza di altra salute pubblica, è chiaro che sta attento a fare cose, siamo tutti attenti a fare cose, in maniera tale da salvaguardare il cittadino. Uno dei mezzi estremi è quello di chiudere il traffico. Milano, che chiude Milano, piuttosto che Roma, vi devo dire che non è una cosa normale. Può essere che capiti anche qua, spero di no, ma se arriviamo all'allarme rosso bisogna chiudere il traffico, dopo possono arrabbiarsi tutti quanti, ma non c'è alternativa. Sindaco, lei ha ragione, le chiedevo se questa presa di posizione di chiudere il traffico aiuti veramente ad abbassare il PM10, oppure è una presa di posizione per dire non abbiamo alternative, dobbiamo far vedere che facciamo qualcosa, parlo a livello nazionale ovviamente. Non ci sono alternative. Quindi bisogna fare questo. Purtroppo è così, insomma. Certo, è così. Ogni anno miglioriamo un pochino, ma mai in maniera sufficiente. Questa è la realtà. Bisogna investire nella mobilità elettrica, nel riscaldamento, investire soldi, anche sotto l'aspetto pubblico. Non è facile. Non è facile. Senta, oggi è il compleanno del Calcio Padova, 110 anni, ci sono delle manifestazioni anche in corso, è stato presentato il rendering del nuovo stadio Euganeo. Tutto bene? Se la regia lo può mandare in onda così? Sì. Eccolo qui. Secondo me è una ottima realizzazione. Ho fatto anche i complimenti oggi all'assessore Diego Bonavina con i suoi, che assieme agli architetti che ha realizzato questo.
No, devo dire che non è semplice oggi spendere soldi sul calcio. Ormai il pubblico non spende più soldi sul calcio, deve farlo il privato, cioè il proprietario dello stadio. Noi abbiamo avuto la fortuna di avere dei soldi che altrimenti sarebbero stati sprecati, il bando dello sport sul decreto periferie, e abbiamo investiti al meglio. L'Euganeo ormai è entrato nella moda, nella logica che è brutto, è brutto, è brutto, è brutto. Non è vero che è così brutto, personalmente, è vero, la visibilità non è eccezionale, ma se uno comincia a girare altri stadi... La visibilità non è male, è la distanza. La distanza è tanta. Se uno gira sugli altri stadi, io ne ho visti parecchi, insomma, a Verne, insomma, di stadi come questo. Si può migliorare, certamente si può migliorare, abbiamo migliorato in questo senso, la curva dei tifosi locali sarà migliorata, sarà portata a 3.200 posti, non solo, sarà a 6 metri, non più, per cui vicinissimo alla linea di gioco, per cui miglioriamo molto, non solo, devo dire che al retro gradinata, retro curva, saranno realizzate una palestra, un palazzetto per il basket e un'altra piazza polifunzionale pattinaggio, stiamo ancora dicendo, per cui nel globale è un bel intervento. Dicono ma bisognerebbe spostare le tribune, vicina, tutto bello, ma costa, fare una cosa del genere costa 40-45 milioni, anche se li avessimo, devo dire, non li spenderei mai per fare una cosa del genere, perché non sarebbe giusto con tutti i problemi che abbiamo sul sociale, su tantissime cose. Questa non è la priorità. Per me, sotto l'aspetto personale, è una priorità, perché sono un tifoso del calcio Padova, sono stato presidente, mi sono stato legato al calcio Padova, ho vissuto 10 anni splendidi, mi sono divertito molto, ho fatto delle esperienze incredibili, ho avuto tanti amici, ho avuto fortuna che avevo avuto un'esperienza anche, siamo passati dalla C alla Serie A, bellissimo, per cui oggi ero anche emozionato e contento. 110 anni del Padova sono una cosa importante, non solo, adesso non lo vedo più come tifoso, lo vedo anche come sindaco. La squadra più cresce, più dà immagine alla città, per cui faccio il tifo non solo perché vado su come in Serie B, ma anche come sindaco, perché vuol dire che mi dà un'immagine migliore della città. È una società, io giudico seria, che sta investendo molto. Hanno sbagliato qualcosa, certamente, chi non sbaglia, chi non fa niente non sbaglia. Hanno sbagliato qualcosa, stanno rimediando, però investimenti ne stanno facendo, per cui sono soddisfatto. E per quanto riguarda lo stadio, loro hanno qualche idea? Sembrava che il Gurlian volesse costruire proprio vicino allo stadio i nuovi campi per i settori giovanili. Ma oggi, durante la conferenza stampa, hanno confermato la volontà, l'amministrazione comunale al loro fianco, nel senso siamo d'accordo. È un'area a Padova Ovest importantissima, perché oltre allo stadio Ugano non c'è altro, per cui da parte dell'amministrazione pensare di sviluppare, ovviamente lo fanno loro, fanno loro campi da gioco per il settore giovanile piuttosto che palestra per il settore... Il comune dà il terreno però lì, o di chi è sì, il non terreno? gratis, sia chiaro, è una convenzione. Ma lì vicino dove vogliono fare il Padovanello, chiamiamolo così, il terreno è del comune oppure è di proprietà di privati? Comune. Eccolo qui, stiamo vedendo. Noi abbiamo una grossa quantità di terreno, ma ci sta, io auspico che venga fatta anche l'arena musicale, che se ne parla da tanto tempo. Sono cose importanti per rivitalizzare la zona. Mi auguro che tra poco qualcuno prenda l'iniziativa, sia come campi di allenamento, è fondamentale per il Padova avere una situazione. Io non ho fatto l'esperienza nel passato, certo. Girare tutta Padova ogni settimana in cerca di campi per il settore giovanile, per la prima squadra, è veramente difficile. Proprio provocazione le faccio, visto l'ennesimo rendering, quando inizieranno i lavori della curva? A settembre, se non sbaglio. Ah, quindi... Se non sbaglio, Diego Bonavino a settembre ha detto. Quindi a settembre... Tra l'altro campionato dovrebbe essere già pronta. Sono quando il Padova sarà in serie... un anno di lavori dall'inizio. Quindi quest'anno magari, però magari anche il Padova quest'anno andrà in Serie B tramite i playoff perché vince il campionato. Comunque è una bella curva, devo dire. Adesso cerchiamo di trovare sponsor privati o Calcio Padova o non so chi, per fare anche l'altra. In continuazione ci sono critiche anche qua, non è bello, si poteva fare meglio, si può sempre fare meglio.
Però io sono dell'idea che bisogna fare, se no non arriviamo a nessun... Padova ha progetti fortissimi, quando è ora di realizzare è difficile. Questo è fare qualcosa per lo stadio, per migliorare lo stadio. Chiaramente noi dobbiamo conservare anche la logica dei spettacoli, dei concerti. Quando facciamo concerti vuol dire portare a Padova ogni volta 45.000 persone, vuol dire fare il bene del territorio, vuol dire bar, ristoranti, immagine, cultura, vuol dire tantissime cose, per cui dobbiamo badare a tutte quante le cose: sport, cultura, commercio, ristorazione, alberghi. Padova è una città che è una città eccezionale. Io sono orgoglioso, sono sempre stato orgoglioso di questa città. E ancora oggi, quando vedo una carta per terra, una cosa che è staccata, a me è come fosse casa mia. Questa sensazione qua deve arrivare a tutti i padovani. La città non è mia, è nostra, è di tutti quanti. Ognuno deve fare qualcosa per la città, nel suo piccolo, buttare la carta per terra, tirare su la carta per terra, segnalare che c'è una cosa che deve essere sistemata, con Padova partecipa. Un grosso successo. La gente sta imparando a amare la città. Amare la città vuol dire occuparsene. Tutti assieme l'amministrazione comunale non può fare niente. È la città, 220.000 persone, che vuol dire la città è mia e devo occuparmi. Sono di più, sindaco, per tenere conto che 220.000 residenti. La città è mia ed ho il dovere di tenerla bene, perché mi ha lasciato qualcosa di importante. È vero che Padova ha 220.000 abitanti, per una stima che a Padova giornalmente ci sono quasi 400.000 persone che girano, insomma, perché tra l'università e tant'altro. Impariamo a essere orgogliosi di questa città, perché certo. quando la gente, o amici, Ora ospiti... che io non ho mai sentito di qualche padovano che Padova è brutta, ho sempre sentito dire che è bella Padova. Certamente. L'unico è il clima, però siamo in pianura padana, non è colpa di nessuno. Bisogna essere ancora più orgogliosi, perché abbiamo una città e una piccola bomboniera, abbiamo cultura, sanità, università, abbiamo tutto qua. Sanità dovremmo avere di più, qualcosa ce l'hanno. No, a Padova abbiamo la qualità medica importantissima, sì, no, ma c'era un po' strutture. Guarda, se io penso solo allo Iova l'hanno portato a Castelfranco, chissà perché, quando Padova con l'università lo Iova era il centro. Ma ce l'abbiamo ancora lo Iova, è stato portato da una parte, ma adesso con l'ospedale nuovo ritornerà il tutto. Ma alla fine abbiamo una sanità importante a livello europeo e questo bisogna riconoscere a tutti i livelli. Sono un po' arrabbiati i medici padovani, lei lo sa, vero? Perché con la scusa che hanno delle ragioni. Certo che hanno delle ragioni. Se guardi, le faccio un paragone, a Verona hanno aumentato lo stipendio ai primari 40.000 lordi, a Padova 15.000, non so perché a Padova, e pensi che Portogruaro prende più di Padova, se andiamo non c'entra il sindaco in questo caso. Non c'entra, però hanno delle ragioni, certo, mi sono schierato a loro favore perché hanno ragione. Non è possibile che un primario di Verona, per fare un esempio, prenda il 30-40% più di Padova, cioè queste cose però Padova, porca miseria, meno, chissà perché, dove Padova è il centro della sanità del Veneto, dovrebbe, c'ha l'università, non so perché, tutto, non so perché, però hanno ragione di arrabbiarsi, cioè per cui hanno ragione, sono dalla parte loro, anche perché, ripeto, la medicina nostra è a livello europeo, per cui va tutelata sempre. Andiamo nel titolo della trasmissione, se l'abbiamo tenuto per ultimo, ma non per questo importante, anzi perché è proprio molto importante. L'anno del volontariato, arriverà tra poco il Presidente Mattarella, una città dove ci sono molte mostre e hanno un successo straordinario, da Van Gogh a tanti altri, per poi parlare dell'Olpicta. Dunque andiamo un attimo in pubblicità, rientro, parliamo di tutto quello che sta succedendo a Padova per quanto riguarda il volontariato e anche ovviamente cultura. A tra poco.